E noi siamo molto convinti del fatto che questo territorio abbia delle difficoltà con le quali bisogna fare ormai i conti, non si può più rimandare. Le persone soffrono, le persone hanno condizioni di indigenza e di assenza di prospettive che devono essere affrontate. Noi pensiamo che questa situazione va affrontata con il coinvolgimento di tutti coloro che hanno responsabilità. Per queste ragioni abbiamo avviato colloqui con tutte le associazioni, con la politica, con le istituzioni, con tutti quelli che hanno responsabilità, che hanno interesse perché questa situazione venga affrontata quanto prima, si diano risposte alle persone che soffrono, alle persone che non hanno assenza di prospettive, alle famiglie, ai tanti disoccupati giovani e meno giovani che attendono appunto risposte. Noi dobbiamo individuare i driver dello sviluppo del territorio, lo dobbiamo fare tenendo conto delle sue caratteristiche, delle sue potenzialità che sono davvero tante, ma occorre una visione complessiva, una visione d'insieme sui quali appunto investire e dare immediatamente corso a quelli che sono i nodi che devono essere affrontati e che attendono appunto di essere sciolti, ma non possiamo attendere oltre. Il primo evento noi lo faremo il 5 di giugno, lo faremo in Camera di Commercio, la mattina ci confronteremo con i candidati sindaco della città di Sassari, i quali abbiamo chiesto di confrontarsi con noi su questa piattaforma di idee, su questa piattaforma di proposte, di mettere insieme i loro programmi, le loro idee, tenendo conto di quelle che sono le idee e i ragionamenti insomma, che il sindacato ha fatto in questi anni e che porta avanti con grande determinazione. Nel pomeriggio ci confronteremo con alcuni soggetti che sono particolarmente attenti a questo progetto, quindi ci confronteremo col Presidente del Banco di Sardegna, con il Vicepresidente di Confindustria Nord Sardegna, con il Presidente di Punto Zero, con l'Arcivescovo di Sassari e con l'Università di Sassari. Questi sono i primi soggetti che incontriamo, ma ne incontreremo ancora tanti altri. È finito un calendario di incontri relativamente a questa proposta. La nostra idea è che si debba creare una forte coalizione di pressione, di proposta, di presidio, di pressing su questi punti e che da questo percorso possa venire fuori quello slancio, quella forza, quella determinazione che noi metteremo come CISL in campo, ma siamo convinti che saremo accompagnati in questo percorso affinché i grandi problemi di questo territorio vengano affrontati, perché le difficoltà non possono più aspettare. Il territorio vive la grande criticità dell'occupazione e del reddito, l'occupazione in particolare quella giovanile ma non solo, sono arrivati alla disoccupazione, sono arrivati a livelli che non possono essere più tollerati, il reddito delle persone è veramente basso, il reddito da lavoro dipendente nel nostro territorio è 730 euro, quindi medio, quindi al di sotto del reddito di cittadinanza. Questo la dice lunga sulle forti difficoltà che si incontrano non solo nel trovare lavoro, ma anche quando lo si trova nell'avere un reddito sufficiente per dare un futuro e una tranquillità per sé e per la propria famiglia. Questo spiega anche perché molte persone non hanno più la forza di poter investire sul futuro dei propri figli e dice qualcosa anche sull'abbandono scolastico, in particolare sulle difficoltà che si hanno nei percorsi universitari. Il nostro futuro si gioca molto sulla qualità delle persone, sulla qualità delle conoscenze e quindi il tema del riprendere a investire sul futuro delle persone, quindi sulla loro formazione e quindi dargli possibilità di accedere a percorsi scolastici, formativi, universitari di qualità è un tema certamente importante.